Sono arrivate ieri sera a bordo della motonave Sansovino le salme ritrovate nel recente naufragio del 7 ottobre scorso, 9 in tutto, tra cui 2 bambini, che si aggiungono alle 13 arrivate lo scorso 11 ottobre. Ad accoglierle le autorità tutte, con in testa il prefetto di Agrigento, dottor Dario Caputo. Quindi un momento di preghiera alla presenza degli esponenti delle comunità cristiana e musulmana. Le salme saranno accompagnate nella mattinata di oggi presso il cimitero di Caltanissetta. Altre 9 bare, dopo le 13 dell'altro giorno ancora ne arriveranno. Gli uomini della Capitaneria di Porto stanno lavorando per tentare di recuperare altre 2 salme che sono state individuate accanto al relitto. Una delle caratteristiche della specie umana di tutte le epoche, a tutte le latitudini, è il culto dei morti, e per questo siamo venuti qui questa sera alla presenza delle autorità cittadine, delle autorità religiose cattoliche e musulmane, per onorare queste vittime. Nella morte siamo tutti uniti, è un bel momento, è stato tra cristiani e musulmani, siamo vicini alle loro famiglie, alle persone che sono morte nel mare. Questo è un dolore che stiamo condividendo un po' tutti. في الحقيقة نحن أول شيء أشكر الدولة الإيطالية على المجهودات التي تقوم بها في إنقاذ الضحايا الذين يختطفهم الموت داخل البحر. والمساج الثاني الذي أريد أن أرسله إلى آباء وأولياء الذين يرمون أبنائهم في البحر، أقول لهم: اتركوا أبناءكم في بلدانكم، وإذا أردتم أن تدخلوا إلى أوروبا فادخلوها بطريقة شرعية، بطريقة قانونية، حتى تنجوا وينجو معكم الجميع. Intanto ringraziamo l'istituzione italiana per il salvataggio, per gli sforzi che fanno per salvare le persone, per tirare fuori anche i cadaveri ormai senza vita. E mandiamo un messaggio anche ai genitori, ai parenti che mandano i governi anche che mandano, i parenti mandano le persone per via del mare, il rischio della loro vita. Un messaggio a loro di non farlo, di trattenere i loro parenti a casa loro, e se vogliono venire magari in Europa vengono in maniera regolare senza rischiare la vita. Sì, tristemente ripetiamo il mesto rito così che abbiamo celebrato già qualche giorno fa. Questa sera la presenza dell'imam ci ha sottolineato che questi non sono morti che hanno delle loro soltanto credenze religiose, ma sono i morti di tutta l'umanità, l'umanità che piange. Ecco, c'erano anche dei bambini tra le salme che abbiamo benedetto, per cui abbiamo pregato, ed è veramente triste pensare che le loro vite sono state recise, che non hanno potuto vivere la vita migliore che speravano di poter trascorrere quando hanno lasciato i loro paesi. Li affidiamo alla misericordia del Signore e imploriamo che il Signore possa illuminare le menti dei governanti delle nazioni perché questo non accada più. C'era una parola che ci legava nel rito musulmano e nel rito cattolico della sepoltura, che era, loro dicevano Amin, noi diciamo Amen, che sempre così sia. Ma io vorrei sperare che non sia più così e che non ci possiamo ritrovare con i nostri fratelli musulmani soltanto per occasioni di dialogo, di approfondimento reciproco e non per situazioni, per momenti così tragici. Li affidiamo alla misericordia di Dio e attendiamo ancora gli altri corpi che devono essere estratti dal profondo del mare.